Io ero ancora in branda praticamente e mi hanno bussato e si è presentato il commissario, mi ha detto polizia, ho aperto, è stato un po' sorpreso trovarmi nel campo, diciamo. Dalle prime ore del mattino gli agenti stavano passando al setaccio il villaggio Sinti di via Vallenari, casa per casa, in cerca di armi da fuoco che non avrebbero mai trovato. Quello che hanno scoperto invece è un nuovo inquilino del campo. Il 68enne di Favaro Veneto preferisce non dire il suo nome e non essere ripreso dalle telecamere, ma racconta volentieri la sua storia. Una vita passata a lavorare come imbianchino, poi un matrimonio andato male, la casa lasciata alla moglie, gli inevitabili problemi economici dovuti anche alla crisi. In cerca di una sistemazione, l'uomo ha ricevuto un'inaspettata offerta d'aiuto dai capi della comunità Sinti. Mi hanno offerto l'ospitalità perché ho eseguito dei lavori in questo campo, mi conoscono, anziché andare in albergo per spendere soldi, eccetera, se vuoi puoi abitare qui da noi. E io ho accettato chiaramente. Sono qui soltanto di passaggio, spiega l'imbianchino, presto troverò il modo di rimettermi in piedi e tornerò a avere una casa mia, ma non potrò mai dimenticare le persone che mi hanno aiutato. Quando si cominciano a avere certi problemi, chi fino al giorno prima si diceva un amico ci mette poco a scomparire, questa invece era gente che conoscevo solo di vista, avrebbero potuto voltarmi le spalle ma non l'hanno fatto. Io trovo non tutti, per carità, perché non si possono prendere i fiori a mazzo, però ci sono delle persone che sono di ottima qualità, di ottimo sentimento e anche di buon cuore. Le hanno dato una mano in una situazione difficile. Sì, molto difficile.